E allora, buonasera e bentrovati, benvenuti. Prosegue questa sera il nostro viaggio, aspettando la bella notte dei lettori di Udine a giugno, dentro la vita e la genialità di un uomo straordinario che fu sempre costantemente animato dal bisogno di sapere e di scoprire. Nell'appuntamento che ha preceduto questo di questa sera, Valentina Fortichiari ci ha parlato di un Leonardo pittore meraviglioso, di uno scienziato ante litteram, scienziato prima che Galileo Galilei fissasse i criteri del metodo scientifico, di una indole, di una natura così ricca e complessa e così generosa che sembrava quasi animata da un moto perpetuo, come mossa costantemente, come costantemente agitata nel bisogno di sapere, di indagare, di conoscere. Ed è per questo che una storia tanto bella, tanto moderna e tanto complessa non può che dar vita, come avverrà tra poco questa sera, ad un evento altrettanto inquieto e altrettanto suggestivo. Ci accompagneranno in questo viaggio Simone Ciprian e Alessandro Venier. Sono nostri amici, voi li conoscete, sono anche vostri amici, collaborano con noi in tante belle cose, ci accompagnano in questo viaggio visionario, guarderemo all'oggi e al domani parlando di un uomo del Rinascimento. E proprio perché questo è un viaggio a tappe, io voglio ricordarvi le prossime, così che possiate segnarle nelle vostre agende. Vi ricordo sabato 11 maggio, sempre qui alla Casa della Musica alle ore 18, riceveremo Riccardo Pratesi, che è un fisico fiorentino, dirige il Museo di Storia della Scienza a Firenze e ci farà a sua volta, ci accompagnerà in un viaggio da Archimede a Galileo attraverso Leonardo. E poi un altro appuntamento veramente sui generis, giovedì 23 maggio alle ore 18, Walter Zele, che è un filosofo ma è soprattutto un cinefilo, ci racconterà come il cinema ha raccontato l'ingegno di Leonardo da Vinci. Uomo senza lettere, così diceva Leonardo di sé, cioè uomo senza studi regolari, un vero autodidatta, uomo senza lettere, ma a quanto pare uomo non senza film. Questi sono i prossimi e poi a seguire molti altri a giugno, per cui vi aspettiamo. E ora la parola veramente ad Alessandro Venier. Io sono per l'onestà, intellettuale prima di tutto, ma per l'onestà in generale. E ci sono tante cose che non sopporto, e tra le tante, una che veramente mi dà molto fastidio, è la finzione. Il fingere una conoscenza, il dover dimostrare a tutti i costi che quella cosa la si sa in maniera totale, che non è che la si conosce poco, a tratti, ma proprio si è i più grandi esperti in materia. Poi succede una cosa, più o meno una volta all'anno, in cui si decide che in quel preciso anno bisognerà per forza parlare di una figura tra tutte le altre. E allora tutti i registi, tutti gli attori, tutti i narratori, tutti i cantastorie diventano massimi esperti in materia. Della serie Leonardo da Vinci lo conosco come le mie tasche, la Gioconda per me non ha segreti, e quindi Leonardo diventa, e parlare di Leonardo, diventa un'urgenza creativa, che poi io mi sono sempre chiesto poi tutte queste urgenze creative dove vadano a finire. Ecco, io sono per l'onestà e quindi con grande onestà, con tutta l'onestà che ho in me, ci tengo a dirvi che di Leonardo da Vinci so molto poco, quasi nulla in realtà. Per cui non fingerò di conoscerlo, non fingerò di raccontarvi una verità, chiaramente sì, qualcosa ho letto, qualcosa ho studiato, mi sono documentato, ma devo ammetterlo, ve lo faccio anche con una certa punta d'orgoglio, che tutta la mia conoscenza su Leonardo da Vinci, o meglio, le basi su Leonardo da Vinci derivano in realtà da
Leonardo di Paper Vinci, storia a fumetti apparsa qualche anno fa sulle pagine di Topolino. Ecco, dunque non sono certo il massimo esperto di Leonardo da Vinci in materia, o meglio, non sono neanche un esperto, e questo direi che si era capito. Per cui, da dove cominciamo? E voi siete qua, vi aspettate un qualche tipo di racconto, io sono qui, di certo non me ne posso andare perché credo che si noterebbe se decidessi di andarmi, per cui decido di rimanere, ma per fare cosa? Per parlare di cosa? Per raccontare cosa? E soprattutto parlare di Leonardo, e da dove cominciare, da dove iniziare? Sono confuso. Dovrei cominciare con un nome, un cognome, 2 date, la nascita, la morte, e dopo? 2 parole per spiegare, per contestualizzare. Io non credo che si possa iniziare così dal nulla. Sai, Leonardo ha fatto questo, Leonardo ha fatto quell'altro. Ecco, io credo che una cosa del genere davvero non si possa fare. E forse onestamente, visto che di onestà parlavamo, nemmeno mi piacerebbe. Pensateci bene, tra 5 secoli arriva qualcuno, un perfetto sconosciuto, un tipo qualsiasi, uno come me, un guastafeste, che per qualche motivo che soltanto lui conosce, che soltanto lui sa e che il resto del mondo ignora, decide di risvegliarvi dall'oblio per raccontare la vostra storia. E tutto, davvero tutto quello che quest'uomo, che poi sarei io, può fare, o è capace di fare, è mettere insieme un nome, un cognome e poche altre informazioni. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Nome, cognome, data di nascita, data di morte, fin qua è stato facile, ma adesso come andiamo avanti? Che cosa raccontiamo? Parto dall'inizio, la nascita, la famiglia, l'infanzia, le prime cotte, cosa di Leonardo faccio che lui è, sai che noia. Oppure possiamo partire dai luoghi, Firenze, Roma, Milano, la Francia, una geografia di Leonardo, sai che novità. Oppure parliamo del Leonardo artista, che ne so, il Cenacolo, la Gioconda, la Vergine delle Rocce, ok, e poi tutto il resto? Se facciamo così, dimentichiamo l'inventore, dimentichiamo l'anatomista, il pittore. In cosa mi sono imbarcato onestamente? Non lo so. Cosa ci siamo imbarcati? Perché voi vedete me, ma io non sono solo, laggiù c'è Simone che ci accompagnerà in questo viaggio attraverso Leonardo, con Leonardo. Siamo sinceri, ad un certo punto un'idea ci è venuta, a lui prima che a me, per dirla tutta. Avete presente la teoria dei 6 gradi di separazione? Cioè la teoria secondo la quale ognuno di noi è legato ad un altro attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5 intermediari. È una teoria che ha qualche anno, è del 1929, l'aveva elaborata uno scrittore ungherese, poi ad un certo punto ha avuto parecchia fortuna perché ci avevano fatto uno spettacolo teatrale a Broadway, poi un film e poi tantissime altre cose, ma stiamo divagando. Tutta questa premessa sui 6 gradi di separazione perché abbiamo scelto di parlarvi di Leonardo attraverso i suoi 6 gradi di separazione. Siano esse persone, reali, personaggi, oppure altre cose, idee. Va detto da subito, anche qui
non è che saremo proprio scientifici, è un'idea, per cui ci proviamo, anche perché alla fine credo che sia giusto raccontare ciò che si conosce. Visto che parlavamo di onestà, penso che sia giusto portare con Leonardo altre storie, altre geografie, altre incursioni. Io vi racconterò delle storie, Simone farà lo stesso con la musica da laggiù. Allora possiamo cominciare. E visto che partiamo un po' con un grande salto, un po' nel buio, nel vuoto, una grande planata sull'universo di Leonardo, potremmo cominciare da qui, dal volo, da una frase anche di Leonardo, che a un certo punto della sua vita ha detto: quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Ora volerai, Fortunata. Respira, senti la pioggia. È acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felici. Uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia. Apri le ali. Miagolò Zorba. La gabbianella spiegò le ali. I riflettori la inondavano di luce e la pioggia le copriva di perle le piume. L'umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli occhi chiusi. La pioggia, l'acqua, mi piace, stridette. Ora volerai, miagolò Zorba. Ti voglio bene, sei un gatto molto buono, stridette Fortunata, avvicinandosi al bordo della balaustra. Ora volerai, il cielo sarà tuo, miagolò Zorba. Non ti dimenticherò mai, e neppure gli altri gatti, stridette lei, già con metà delle zampe fuori dalla balaustra, perché, come dicevano i versi che conosceva, il suo piccolo cuore era lo stesso degli equilibristi. Vola, miagolò Zorba, allungando una zamba e toccandola appena. Fortunata scomparve alla vista, e l'umano e il gatto temerono il peggio. Era caduta giù
come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra e allora la videro, che batteva le ali sorvolando il parcheggio, e poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata volava solitaria nella notte hamburghese. Si allontanava battendo le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche, e subito dopo tornava indietro, planando, girando più volte attorno al campanile della chiesa. «Volo, Zorba, so volare!» Strideva euforica dal vasto cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. «Bene, gatto, ci siamo riusciti», disse, sospirando. «Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante», miagò lo Zorba. «Ah sì? E cosa ha capito?» chiese l'umano. «Che vola soltanto chi osa farlo», miagò lo Zorba. «Immagino che adesso tu preferisca rimanere da solo. Ti aspetto giù», lo salutò l'umano. Zorba rimase a contemplarla finché non seppe se erano gocce di pioggia o lacrime ad annebbiare i suoi occhi gialli di gatto nero, grande e grosso, di gatto buono, di gatto nobile, di gatto del porto. Fu un volo di 12 secondi, ondeggiante, traballante, ma fu finalmente un vero volo e non una semplice planata. Questa è la frase che i fratelli Wright dissero dopo aver atterrato, dopo il loro primo e unico volo fino a quel momento. Li abbiamo presi alla lontana, con Sepulveda e la Gabbianella che imparò a volare. Li abbiamo presi alla lontana, però le condizioni di quella giornata sono le stesse. Pioveva nel momento in cui la Gabbianella provò per la prima volta a volare. Pioveva e faceva freddo quella mattina del 17 dicembre del 1903. Faceva un freddo forte, c'era un vento che sfiorava i 40 km all'ora sulla spiaggia di Kitty Hawk, nella Carolina del Nord. La sera prima aveva piovuto ancora di più, alcune pozzanghere erano ancora completamente ghiacciate, il clima era tutt'altro che favorevole, che ideale per far alzare in volo il Flyer, così si chiamava il deltaplano a motore inventato dai fratelli Wilbur e Orville Wright, 2 dei 5 figli di un vescovo protestante. Ma nonostante il vento, alle 10:35 di quella mattina i Wright decidono di tentare ugualmente. Ai comandi dell'aereo in legno con la tela si mette Orville, che si distende per riuscire a governare questo aereo. Il Flyer viene messo su una sorta di slitta attaccata a un cavo e soltanto in quel momento viene azionato il motore, che viene portato su di giri e raggiunto un certo livello, viene rilasciato il cavo che catapulta il velivolo in alto e per la prima volta l'aereo dei fratelli Wright non cade di punta, ma anzi si alza in volo. Orville vola controvento per poco più di 12 secondi alla velocità relativa di 48,5 km/h, percorrendo circa 36 metri ad un'altezza di 3 metri dal suolo. Volano. Dopo anni, dopo un sacco di tentativi, riescono a raggiungere il loro obiettivo ultimo, il loro più grande sogno, la loro più grande ambizione, la stessa identica ambizione, lo stesso identico sogno che era di Leonardo, quello di costruire un grande uccello alato e provare a spiccare il volo. Tentare di spiccare il volo è qualcosa che ha delle radici mitologiche nel profondo, che ci appartengono da sempre. Pensate a Dedalo, che sacrifica tragicamente se stesso nel tentativo di volare, ma anche a un aviatore alla corte di Giacomo V di Scozia, sempre nel Cinquecento, agli stessi fratelli Wright, che ci vanno molto vicino a morire. Morirà non uno dei fratelli Wright, ma un loro collega, uno che sale sull'aereo con loro, il tenente Thomas Selfridge, che muore diventando così la prima vittima
nella storia dell'aviazione. Difficoltà, morte, ma tutto questo non ferma il sogno dell'essere umano, che è quello di sempre, da sempre esiste ed è un desiderio di tutti noi, quello di volare. Allora, pensando a questa cosa mi viene in mente un'altra persona, non lo so se è legata dai 6 gradi di separazione, non lo so se lo è fisicamente, ma credo che per vicinanza, per sensibilità, lo sia, anzi ne sono sicuro, perché questa persona so per certo che una volta disse: l'attitudine al volo praterie di maestà concede e facili distese di cielo. Questa persona era Emily Dickinson. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love told never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Io farò un quadro per lei. Che cosa vedeva in me che io non vedevo? Io non sono una femme fatale, dissi. Se poserò per lei sarà per qualcosa di nuovo. Cercai la parola giusta. Di potente. Qualcosa di potente. Lui annuì, si grattò la barbetta a punta e tracciò qualche altra linea su un nuovo foglio di carta. Un rozzo scudo, un pugnale, una corazza. Un'eroina, come Giuditta, disse. Un'ebrea. Fu una delle rarissime volte in cui ricorsi a quel termine per descrivere me stessa. Avevo dovuto sopportare lo scherno delle ragazzine che si credevano migliori di me perché loro erano cattoliche e io no. Sentii in quel momento lo stesso lacerante desiderio di negazione di allora. Perché un'ebrea? Giuditta è un'eroina. Drizzò le spalle e usò tutto il corpo per dar vita a una posa trionfante. È una seduttrice, va dove non è stata invitata e scatena passioni in uomini potenti. Avevo visto il dramma di Hebel su Giuditta e Oloferne al Burgtheater. Avevo visto l'attrice togliersi strati di veli per sedurre il generale nemico nella sua tenda. Come il resto del pubblico conoscevo la storia di Giuditta che uccide il generale. Mi aspettavo la decapitazione, eppure mi aveva comunque sconvolto il modo in cui sesso e morte si incontravano sulla scena. Mio marito
non pagherà mai per vedermi dipinta come un'ebrea seminuda, anche se un'eroina. Non sarà una commissione, disse lui e riprese lo schizzo. La sua mano sfiorò la mia e io percepii una scintilla. Sperai non mi avesse sentito sobbalzare, ma non ne ero certa. Il dipinto sarà nostro, apparterrà a me, disse. Suo marito non ci avrà niente a che fare. Per un raro istante rimasi senza parole. Ero anche straordinariamente eccitata. E lei sarà un'eroina, ripeté, audace e bellissima. Ecco, dunque, ero un'eroina, ero audace e bellissima, ero un'ebrea e come tale lui mi avrebbe ritratta. Lei poi tornò più volte nello studio, tornò per posare, tornò per incontrarlo. Quell'autunno ci andò ogni settimana e il segreto di quella relazione, di quel strano intreccio di cose le dava alla testa, anche perché si sentiva consumare da tutte le novità che erano entrate nella sua vita e con un'energia instancabile allora saccheggiò il Graben a caccia di libri d'arte e divorò tutto quello che trovava su simbologia, su storia dell'arte, sull'architettura. Studiò il genio tormentato di Michelangelo, studiò l'uomo vitruviano di Leonardo, la cupola di Brunelleschi e ancora Botticelli, e poi iniziò a viaggiare, andò a Firenze prima, a Parigi dopo. Lei è Adele Bloch Bauer. È una giovane donna che vive a cavallo del Novecento, una giovane donna che è anche la musa di un pittore in cerca della libertà formale, della libertà del colore. Ed è anche il racconto di una passione sensuale e ribelle tra Gustav Klimt e la sua musa, Adele. Ma è anche la storia di un quadro, il racconto di un quadro che ha avuto una vicenda incredibile che ha attraversato tutto il Novecento, dalla Vienna della secessione di Freud alle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Un quadro che è sopravvissuto agli orrori, alle guerre, alle devastazioni. E quella donna ritratta e quel quadro altro non sono che una Gioconda. La Gioconda di Klimt. Non so voi, ma ci pensate mai a quella donna, a quelle donne ritratte, studiate, ammirate, guardate? Tutti noi abbiamo visto talmente tante volte il viso della Gioconda da considerarla una parente o un'amica. Ci sembra quasi di conoscerla personalmente, Lisa Gherardini. Lisa, no? Moglie di Francesco del Giocondo, questo mercante fiorentino, il quale pare, o almeno così dice il Vasari, avrebbe commissionato a Leonardo il ritratto di sua moglie per festeggiare il trasloco nella nuova casa e l'arrivo di un figlio. Va anche detto che qui però la storia ad un certo punto incontra la leggenda e sulla reale identità di Monna Lisa o della Gioconda iniziano a intrecciarsi altre storie, anche perché c'è qualcosa che non torna. Lo stesso Vasari ad un certo punto esalta, parlando del quadro che noi tutti conosciamo come Gioconda, la maestria di Leonardo nel definire le sopracciglia. Eppure, se ci fate caso e se guardate attentamente quel quadro, sopracciglia non ci sono. Per cui qui la domanda è: si è sbagliato il Vasari, che quindi non ci riusciva a capire, non ci vedeva bene, oppure siamo noi che negli ultimi 500 anni abbiamo semplicemente guardato il quadro sbagliato? Difficile da capire, anche perché qua poi il mistero si infittisce ancora, le teorie si moltiplicano, subentrano altre donne. C'è Costanza d'Avalos, discendente di un'antica famiglia spagnola che vive a Napoli. C'è Isabella d'Este, che Leonardo a un certo punto incontra e conosce a Mantova. C'è Isabella d'Aragona, Isabella Gualanda, fino a Caterina, madre di Leonardo.
E c'è addirittura una teoria secondo la quale la Gioconda altro non è un ritratto, ma è qualcos'altro, un'immagine idealizzata. Boh. Anche perché, onestamente, non è la ricerca della verità che occupa la mia mente, o l'obiettivo di stare qui a parlare con voi, ma è ancora una volta l'universalità di questo dipinto e la non conoscenza. Perché se ci pensate, la Gioconda ha attraversato i secoli, l'abbiamo guardata milioni di volte e alla fine probabilmente non l'abbiamo mai conosciuta. Forse è anche questo ad affascinarci, forse è anche questo che ci colpisce, perché se ci pensate, alla fine, la Gioconda è tutte le donne del mondo e nessuna allo stesso tempo. Pensate a quante vite possibili, infinite, diverse, che hanno attraversato i secoli, che si sono soffermate a guardare quel quadro e per magari un semplice, minuscolo, piccolo istante sono diventate Monna Lisa. E oggi? Oggi chi sarebbe la Gioconda? Non ci avevo mai pensato prima di venire qua. Però venendo qua ho iniziato a pensarci e ho fatto un'associazione, mi è capitato di trovare qualcuno che forse alla fine ci assomiglia. Ho pensato a quella malinconia, no? La malinconia del sorriso della Gioconda, la prigionia del successo, il passaggio continuo di persone che transitano davanti a lei, la osservano, ma forse alla fine non la guardano. Ho pensato a tutti quelli che celebrano senza soffermarsi. E allora ho pensato a Andy Warhol e alla sua Marilyn, ad un altro sorriso malinconico che diceva tutto e alla fine non diceva nulla. E ho pensato al destino che si mette di traverso, all'apparenza, alla realtà delle cose, alla sopravvivenza, alla fama eterna. Marilyn forse è la Monna Lisa del Novecento, o almeno è quello che sembra a me. Oggi forse il supporto sarebbe ancora diverso. Oggi forse la Gioconda avrebbe dei follower e il mistero forse starebbe tutto nel nickname. Magari la realtà non sarebbe filtrata dalla mano di un pittore, ma dallo scatto della fotocamera di uno smartphone. Forse Monna Lisa oggi sarebbe un influencer. E forse non è neanche così strano. E forse non c'è niente di male in tutto questo. Forse alla fine c'è soltanto un po' di malinconia, che però è la stessa di un sorriso. Il sorriso più famoso del mondo.
6 gradi di separazione, dicevamo all'inizio. Sono un po' indeciso adesso dove andare. Anche sono un po' indeciso su cosa raccontare. Anche perché forse è arrivato il momento di spostarsi e di visitare almeno uno dei luoghi di Leonardo. E quindi dove andare? A Vinci? A vedere la casa natale di Leonardo? Anche no. In Francia? A scoprire dove è morto? Anche no. Avevo pensato a Milano, alla Milano Internazionale del Rinascimento. Però alla fine ho fatto una scelta di pancia, vera e propria. E ho deciso che era la volta di Firenze. Anche perché ci sono un po' di coincidenze ed è incredibile come ad un certo punto le coincidenze ci arrivino addosso. Pensate, Firenze è quella città, e immagino che la conosciate, quella che Ezra Pound definiva come la più dannata città italiana dove non c'è posto per sedersi, per stare in piedi e per camminare. Allora, lo so che maneggiare Ezra Pound è come maneggiare nitroglicerina, per cui ben, me ne guardo. Anche perché non capisco effettivamente di che si lamenti al proposito dello stare in piedi e del camminare, attività che a Firenze si possono fare benissimo. Ecco, magari sullo stare seduti e sulle panchine qualcosa potremmo dire, o meglio potremmo chiederlo ai poveri turisti stremati alla fine con le maglie zuppe di sudore e i piedi gonfi che cercano un po' di riposo e difficilmente lo trovano. Beh, la Firenze di Leonardo non è tanto diversa dalla Firenze che conosciamo noi. Ecco, vanno presi tutti questi turisti, fatto un bel pacchetto e tolti. E allora avremo la stessa più o meno identica Firenze, perché troveremo lo stesso il Duomo di Brunelleschi, gli affreschi di Masaccio, le statue di Donatello, il Davide di Michelangelo. Le dimensioni sono quelle di una città contenuta, che può anche opprimere un visitatore che non sia ben predisposto. Però ci sono anche i giardini ricolmi di piante, c'è il paesaggio collinare, che è il paesaggio collinare che Leonardo disegna ed è il primo disegno datato di Leonardo. Beh, Firenze per me è proprio l'occasione di un incontro, di un doppio incontro in realtà, con due personalità e due personaggi che non si conoscono, che non conoscono direttamente Leonardo, ma che per qualche motivo sono legati a questa figura. Il primo che mi viene in mente è George Perkins Marsh, che è un uomo politico statunitense. Pensate, viene inviato nel 1861 da Abramo Lincoln in Italia come primo ambasciatore statunitense in Italia. Ma ovviamente non è la politica ad interessarmi e neanche le prime tappe del viaggio di George in Italia, perché a Firenze ci arriva soltanto alla fine, dopo un lungo viaggiare. E quando arriva a Firenze, pensate, si sistema in una splendida villa, che è Villa Arrivabene, da cui basta sporgere la testa per vedere i monti Fiesole e Settignano, gli stessi monti da cui gli Scalpellini ricavarono la pietra che rende bella Firenze, e sono gli stessi monti da cui Leonardo azzarda il primo volo. Ma non è neanche questo collegamento a interessarmi, è qualcos'altro, e risiede nella visione, nella capacità di George di osservare la natura, di riuscire a decifrarla e in fin dei conti riuscire a capirla. A George Perkins Marsh si deve un libro fondamentale che è Man and Nature, scritto con le iniziali maiuscole di entrambi i termini, ed è un libro che anticipa tutto. George è quell'uomo che nel secolo dell'industria e del progresso, prima ancora che esista la parola ecologia, comprende che cosa sta succedendo al mondo ed è il primo che parla di cambiamento climatico e di foreste da salvare. Ecco, quella curiosità, quella capacità di scandagliare la natura, di osservare quello che succede, io credo che
qualcosa abbia a che fare con Leonardo. E qui a Firenze, non lontano alla fine, c'è un'altra persona però di cui vi voglio parlare. È un altro scienziato, anche se un po' diverso, e abita anche in un'epoca diversa, abita anche in una zona diversa, però se andate in piazza d'Azeglio e trovate questo villino con terrazzo che sta al Civico 35, qui troverete la casa dove ad un certo punto visse Pellegrino Artusi, l'uomo che ci ha consegnato un altro libro fondamentale che si intitola La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. È un libro che oggi probabilmente sarebbe un bestseller, quando ancora erano inimmaginabili Masterchef, guide Michelin, cuochi stellati. Però, invece di definirlo un bestseller, io personalmente preferisco definirlo il libro che ha unito l'Italia con le sue ricette. Non lo so, sarà che prima di venire qua io non ho cenato e che l'appetito adesso inizia a farsi sentire. Però io Pellegrino Artusi me lo immagino nelle osterie, tra i vinari, le salumerie, a respirare profumi, a scandagliare pietanze, a scoprire, a osservare quello che gli altri fanno per comprendere meglio la natura delle cose. E qui mi sono chiesto, alla fine, se tutti questi profumi, tutte queste pietanze, chissà, magari potrebbero piacere anche a Leonardo. E allora mi è venuta in mente questa piccola cosa. Qualche tempo fa il sindaco se n'è venuto fuori con l'idea di proporre la bistecca alla fiorentina per il riconoscimento quale patrimonio UNESCO. Tanta roba la bistecca alla fiorentina. Io però, prima, mi darei da fare per il lampredotto, l'umile, pacifico lampredotto. E prima o poi mangiatevelo anche voi, e se farete lo schizzinoso vi racconterò dei tempi, prima della capitale, quando di notte, per soddisfare appetiti e languori del dopo teatro, restavano aperte solo 3 osterie, posti da intenditori, I padroni portavano tutti gli affettuosi soprannomi di Gigi Porco, Beppe Sudicio o Cencio Porcheria. Signorina, ma perché sceglie di rimanere a Firenze? Ma per il lampredotto, no? Così forse direi a un immaginario intervistatore venuto a fare un servizio, poniamo, sulla fuga di cervelli. Lampredotto, ovvero stomaco di bovino tagliato a pezzettini, detta così fa effetto, però aspettate, viene bollito a lungo con pomodoro, cipolla, prezzemolo e sedano. Potete mangiarlo con una salsa verde da leccarvi i baffi, meglio se dentro un panino imbevuto del brodo di cottura. Vero street food alla fiorentina, altro che fast food. Cibo povero, uguale per tutti, perché così pranzano il bancario in cravatta e l'operaio in tuta. Stesso panino, stesso vino, stessa chiacchiera in piedi, donne e fiorentina. Beh, dopo aver mangiato, la mente un po' si riposa, ci si guarda indietro e si scopre che un po' di strada l'abbiamo percorsa. L'abbiamo fatto a salti, è vero, un po' tra i secoli, abbiamo visto tempi e luoghi differenti. Abbiamo conosciuto l'ingegnere, provato a volare, abbiamo abitato un luogo, Firenze, e poi provato a scoprire il pittore.
il lato tecnico, dunque poi quello artistico. Eppure manca qualcosa. Giunti a questo punto mi rendo conto che qualcosa davvero manca, perché ci vuole qualcosa che riesca a trascendere tutte le discipline, qualcosa che riesca alla fine a dirci un po' di più di questa figura. Non lo so, forse adesso sto davvero un po' esagerando, però da qualche settimana c'è qualcosa che mi ronza in testa e c'è un nome che mi rimbalza in testa, perché sento una vicinanza con questa persona e credo che davvero sia reale e non sia una forzatura narrativa, un gioco da fare in una serata come questa. Ancora prima di un nome ho in mente un'immagine, anzi ho in mente una sequenza, che è una sequenza famosa, molto famosa, e proverei a raccontarvela. Si potessero abbassare le luci, le abbasserei, ma mi pare di capire che è complicato. Si potesse creare un po' di atmosfera, la creerei, ma mi pare di capire che è complicato. Vabbè, facciamo così. Xavi. La palla arriva a Messi. Messi supera Paredes. Messi continua con il pallone. Messi se ne va da Nacho. Attenzione, Messi davanti ad Alexis, lo salta in area, cambio di direzione. Messi, il pallone va verso la linea di fondo. No, attenzione, Messi! 28° minuto. Camp Nou. È il 2007. Barcellona. Getafe. Lo stadio interamente si alza in piedi. Bambini, uomini, vecchi, donne incinta, tifosi da una parte e dall'altra si alzano in piedi e tutti sorridono, applaudono e non sanno cosa fare di fronte alla dimostrazione di velocità, di abilità nel dribbling, di precisione di tiro. Riguardatelo. Ricorda il gol di Diego Armando Maradona nel mondiale dell'86 contro l'Inghilterra, ma non è lo stesso gol. Sono due gol diversi, sono due gol differenti e ancora una volta è la semplicità a colpirmi. Quando gli chiedono del gol, Messi dice: ho visto che c'era lo spazio, ho proseguito, come sempre. Due difensori stavano indietreggiando, non mi veniva sotto nessuno, così ho cercato un compagno, non l'ho visto e me la sono giocata. Per fortuna è andata bene. Perché Leo Messi? Beh, Baricco dice che leggere Proust e vedere Messi giocare sono la stessa cosa. Messi che è la pulce atomica, che è come la leggenda del Calabrone, con i suoi piedi piccoli, le sue gambette, il piccolo busto, tutti i problemi di crescita, uno che nel calcio moderno non potrebbe giocare, in quel calcio fatto di muscoli, di potenza, di massa, solo che Messi non lo sa, è come il Calabrone, ed è per questo che forse, anzi, senza forse, è il più grande di tutti. E dunque, ad unirlo a Leonardo è il talento. È quella cosa insita che appartiene a poche, pochissime, a quasi nessuno. È quella capacità di trascendere le discipline, di superare i confini possibili, quel briciolo di irriverenza e poi la semplicità delle cose. La capacità di creare, di immaginare, di vedere oltre. Messi come Da Vinci, due mancini, la mano e il piede, Leonardo e Leo.
viaggiato, ascoltato storie diverse, sfiorato geografie lontane, vicine, assaporato racconti di uomini, di donne, altri racconti. In questo viaggio alla fine Leonardo ci ha accompagnato, non è stato protagonista assoluto, ma l'occasione e lo strumento per scoprirlo. A 500 anni dalla morte è giusto chiedersi forse quale sia la sua eredità, giusto chiedersi se oggi in questa società iperspecializzata uno come Leonardo, capace di conoscere con sapienza forme e arti diverse, troverebbe spazio. Mi capita di pensare al curriculum di Leonardo, quello reale, che ha inviato lui ad un certo punto della sua vita a Ludovico il Moro a Milano per ottenere un impiego. Un curriculum in cui lui si presenta come ingegnere ed architetto esperto nell'arte militare, in grado di creare ponti leggerissimi e forti, sia per fuggire che per attaccare il nemico. E ancora macchine d'assedio, fortezze, balestre. E poi però ad un certo punto nel curriculum sottolinea come anche in tempi di pace lui si propone per organizzare e per creare altre cose, si propone come architetto civile, come pittore, come scultore. Quel curriculum alla fine è un vero catalogo del genio di Leonardo e il lascito, il suo lascito, è così ricco, variegato, seducente, suggestivo, indefinito, da offrire innumerevoli opportunità a chiunque voglia incastrarlo a forza negli spazi lasciati vuoti dalle testimonianze storiche. Pensate, ci sono persone ossessionate dalla geometria che tracciano fitte trame di linee sulle sue opere, eccitandosi quando esse compongono casualmente figure significative. I ginecologi hanno concluso che Lisa è incinta. Gli psicologi, stimolati da Freud a buttarsi a capofitto nelle opere, hanno tratto conclusioni pesanti dalla diversa altezza del paesaggio alla destra o alla sinistra di Lisa. Questo poi per non parlare delle possibilità offerte dai computer per dimostrare che alla fine Monna Lisa è un vero autoritratto. E ancora Leonardo come membro di società segrete, cavalieri templari o altre organizzazioni clandestine. E se c'è il Sacro Graal di mezzo, ancora meglio. Perché Leonardo tutto questo clamore alla fine? Forse proprio per la sua grandezza, perché sa introdurre nel suo mondo di gioia sensoriale, perché sa come nutrire i nostri occhi e le nostre menti e sa come fermarsi in tempo, per lasciare a noi il compito di chiudere il cerchio tra la cosa, l'artista e lo spettatore. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Simone Cipriani.